siamo in Zoldo a mangiare il gelato. Oggi è il 21 di agosto. Andiamo qua alla gelateria dove siamo stati l'altra sera. Ecco gli spaghetti con le fragole e la coppa alle fragole. Gelatino mangiato. Usciti da là una pace per le orecchie. Io di fianco avevo un gruppetto di gente che parlava di crociere, della Norvegia. Oh mamma mia! E una che invece la figlia ce l'ha in Croazia adesso, che poi si devono incontrare non si sa dove. Tutto un casino. Fa caldo, c'è una bella giornata, come da qualche giorno a questa parte. Sta molto bene. E adesso noi ci facciamo il giro come l'altro giorno sul Passo Giau. Questo è il posto dove siamo stati l'altro giorno e oggi gelateria al Soler o Soler, non lo so, 8 euro a coppa. (22 agosto) 40 gradi in discesa, perché prima il sensore segnava 40, mi ricordo 46 tipo. Ecco, vedete, sta scendendo 39,9, sta scendendo il porfido, il marmo non è né freddo né caldo, quindi sicuro non ustiona, quindi diciamo che il sensore qui dovrebbe segnare giusto. Oggi sarei voluta tornare alla cascata qui a Borca. E con questo caldo poi è una meraviglia, perché sotto la cascata si sono formate delle pozze d'acqua, però immagino sia congelata lo stesso anche con questo caldo. Però sarebbe stata proprio la giornata perfetta oggi per andare lì, solo che sono già le 4 di pomeriggio passate, quindi mi sa che non ci andrò. Poi lì a quest'ora c'è ombra, quindi si sta molto bene, con l'acqua lì vicino si sta benissimo. Ecco, sta scendendo. Bene ragazzi, vado a fare qualcosa perché è tardi. Aia, ho sbattuto sul tavolino. Ah, che disastro. Allora, Wally, sei un po' in mezzo, ma giusto per avvisarti. Vai un po' più in là, dai Wally. Arthur! C'ho tutti i gatti qua con me. Allora, in realtà io adesso mi siedo qua con questo fondo. Devo forse ce la posso fare. Devo registrare un video che voi avrete già visto. Però ho detto mi metto di fuori, su a casa di fuori, e vabbè, sono appena stata in farmacia, sono andata a prendere un po' di pane e poi sono andata a fare un po' di benzina. Avevo 30 euro in contanti, ho detto faccio 30 euro anche se non sono bastati. Con 30 euro ho fatto 15 litri, ok, quindi non sono bastati. Ho preso la macchina fotografica anche, sotto si è tutta rovinata, c'ha tutto l'alone del treppiede, vabbè. Comunque mi metto qua e registro. Sappiate che ho anche il copione questa volta e Wally. Io vorrei tanto registrare un video in santa pace, ma con dei gatti è impossibile. Sono anche tutta a posto, tutta preparata. Ho messo questo vestitino che è comodo, è veramente comodo.
di Shein ho questa versione e poi ho anche quella gialla. Mi piace tantissimo questo, veramente tanto. Poi cioè, è proprio comodo, bellissimo. Infatti avevo comprato prima quello giallo e poi siccome mi era piaciuto tantissimo mi ero presa anche la versione bianca con i fiorellini rosa. Bello. Detto ciò, siccome è già tardi, 17:39, e volevo anche andare a farmi un caffè latte, quindi inizio a registrare questo video. Però qui il sole se ne sta andando, Dov'è? Cioè, vedete dov'è? Ecco, lì sta forse quasi tramontando, sì. Sì, sì. Oramai, ragazzi, era un sogno il sole che tramontava lì, lì. Adesso è già qui il sole. Da qui è passato qui. Sta arrivando l'autunno. E poi dopo l'autunno ci sarà l'inverno che io odio. Odio profondamente l'inverno. Qui c'è Arthur. Sì. E là via c'è Celestino che prende il sole. Vabbè, e lì c'è Silvano, Silvestro. Silvestro? Ehi sì, sta dormendo in piedi. Sì, sì, Arthur, sei bellissima. Oh, mami. Oh, che sonno. Caspita, che sonno. 18:18. No, che brutto. È che così svestita non è il massimo. Vorrei dirvi la golden hour. Non mi sa più tanto golden in questa stagione. È un po' pallida adesso come ora. Vabbè, Celestino. Devo ancora andare su a farmi il caffè latte. Tardissimo. Intanto mi devo anche vestire. Devo chiudere l'ombrellone. Dai, chiudiamo l'ombrellone insieme. Sì, Arthur, guarda, mettiamo il coso qui. Qui. E chiudiamo l'ombrellone. Celestino, dai. Si è spaparanzato per terra. No, non ti faccio le coccole alla pancia. Ciao ciao. No, mi ha fregata. Fatto. Ecco, così avete ancora un po' di sole, che con l'ombrellone non c'era più. Celestino! Ma guarda che bel Celestino! Celestino! C'è una new entry anche qui in questa casa, ovvero quello. Non l'avevate visto, no? Però mi fa un po' strano. Cioè, boh, non lo so, non c'è mai stata la luce lì così. Mi sa un po' strano. Ciao, Alfietto. Lui è in casa, lui è, non so, o incidentato, non si sa cosa sia successo, o è caduto male, o l'hanno preso di striscio qua dietro, sulle zampe dietro. C'ha questa zampa qua che cede, o è un problema neurologico. Male non ha, perché comunque si può toccare anche. Sì, sì, bellissimo, amore mio. Si può toccare anche qua dietro sulle zampe, cioè si può toccare tranquillamente, però gli cede la zampa destra in particolar modo e quindi cammina tutto zoppicante. Boh, non lo so, ma non sta male perché sta bene, sì, no? Si vede che non sta male. Però questa zampa qua ha qualche problema. Vero, Micio? Con i gatti che vivono fuori questo succede. Anche se lui vive anche tanto in casa, però potendo uscire succede sempre qualcosa. Vero, Alfietto? Sì, dove devi andare? In braccio? In braccio, sì. Sei bellissimo. Sì, bellissimo, certo. Che se no non capite la situazione. Alfa. 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 Sì. Oh, come sei dolce. Sì. Fitto. Sì, bello. È matto. È matto. Sì, comunque riesce a muovere le zampe, si lava, fa tutto, però cede la zampa destra. Cioè, è evidente che sia successo qualcosa, ma non si capisce cosa. Alfietto, io c'ho il mio caffè latte anche sul tavolino.
Adesso è in mancanza di coccole perché è qui in casa da stamattina e quindi è stato da solo fino a prima. E ora è in mancanza di coccole, poi vuole uscire, ma io non lo faccio uscire. Vero? Sì, sono io che filmo. Non è d'accordo. Vero? Sì, bellissimo. E sei un gran ruffiano tu, eh? Vero il fietto? Sei un ruffiano. Eh? Che ruffiano sei? Rilassati un po'. Bravo. Merenda qui in Poggiolo con Alfa.